Buonasera e benvenuti a Falò. Incidenti, multe, ritiri di patente, la circolazione stradale fa spesso discutere. Di recente è successo per un tema specifico, vale a dire l'età delle persone che stanno dietro al volante. La patente l'ho fatta a 25. Quindi quasi 60 anni. E la utilizza spesso l'auto? Tutti i giorni. Facciamo questo movimento il più veloce possibile. Devo dire che la maggior parte dei pazienti comprende e lascia la patente. Purtroppo ho avuto qualche caso, ho dovuto indirizzarli al medico del traffico che ha tolto, tenuta stante la patente. Adesso gasi bene, su e stop! Voilà! Bravissimo! Sono nemici giurati dei radar, dicono che servono soltanto a far cassetta e alcuni di loro sostengono di averne le prove. Però il radar piazzato 10 metri dopo il segnale del 50 e poi mi fai la multa, scusami, quella non è né prevenzione né niente, quello è far cassetta. Si sono messi esattamente nell'insenatura tra il guardrail e l'asfalto, sono letteralmente imboscati. Le macchine odierne sono fatte per andare a 250 all'ora, non sono mica fatte per andare a 100. Qual è il rischio per il mio Porsche Turbo di andare a 110 all'ora invece che a 95? Qual è il rischio? Allora, quando si parla di traffico ci sono due luoghi comuni che tornano con una certa frequenza. Il primo è appunto che i radar servirebbero soltanto a far soldi per lo Stato. Il secondo è che gli anziani sarebbero una categoria di conducenti più pericolosa delle altre. Ebbene, Katia Ranzanici e Andrea Campiotti si sono messi su questo tema partendo proprio da alcuni fatti di cronaca piuttosto recenti. È in gravissime condizioni l'anziano conducente che poco prima di mezzogiorno è uscito di strada a Giubiasco schiantandosi contro il muro di una casa. È invece deceduto l'85enne che ieri nel tardo pomeriggio è stato vittima di uno scontro frontale. A Caslano questo pomeriggio una donna di 81 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente della circolazione. Due diciottenni sono state investite da un'auto mentre camminavano sul marciapiede in direzione di Lugano. Alla guida della vettura che ha colpito le giovani da dietro c'era un 83enne svizzera residente nel Luganese. Due gravi incidenti stradali. Una 75enne ha perso il controllo del veicolo scontrandosi in successione. Nel 2023 sulle strade ticinesi 141 anziani si sono infortunati, 45 gravemente e 6 sono deceduti. Molti di loro sono stati i responsabili degli incidenti. Gli anziani al volante sono più pericolosi degli altri conducenti? Stiamo andando alla mia palestra, che è la Gym Tonic, che frequento da 12 anni, abbastanza regolarmente. Vado 4 volte alla settimana, mediamente sì, perché una volta faccio Zumba, una volta faccio gli attrezzi e 2 volte faccio quell'altra mobility, 2 esercizi. Beatrice Cand è una signora elegante e molto attiva di 82 anni. Lei, come molti anziani di oggi, si dimostrano giovani se paragonati ai coetanei di 30 anni fa. Per la signora Cand è chiaro, la mobilità le garantisce una migliore qualità della vita e l'auto è parte integrante della sua quotidianità. La patente, allora, prima, mi sono sposata a 21 anni pensando che non ci fossero più uomini. L'ho fatta a 25. Quindi quasi 60 anni. Sì. E la utilizza spesso l'auto? Tutti i giorni perché mi riconosco, sbaglio. Ho il bus qui vicino, ma sono eternamente in ritardo, voglio fare in fretta, però poi la uso anche al pomeriggio, vado mediamente una volta alla settimana a Como, e poi vado sul Lago Maggiore, poi cosa posso dire, vado anche a Milano. E sì, ultimamente con queste strade un po' tutte scombinate,
si fa un po', non dico fatica, ma insomma. Incidenti? Allora, non ne ho mai avuti, mai. Lo scorso anno in Ticino erano circa 263.000 le persone in possesso della patente. Di questi 25.600, cioè il 10%, ha più di 75 anni. Per gli anziani l'automobile è garanzia di indipendenza. Certo che non si deve andare troppo piano, perché anche quello certo. Bisogna anche essere un po' vivaci in certe situazioni, però non le cerco neanche, ecco. Sì. Non guido più alla sera per prudenza, ma se mi dicono andiamo a Bellinzona al cinema o al teatro, no. Dico di no, Okay. ecco, quello no. Qui mi sposto sempre un po' perché la corsia è leggermente, è proprio stretta, e allora guardo che non ci sia il bus ovviamente, però mi sposto un attimino. Dopo qui si allarga già. Ora è il massimo di tragitto che fai fino a Milano? No, fino a Roquebrune, vado 2 o 3 volte all'anno a Roquebrune al mare. Ah, in Francia? In Francia, sì. È tranquilla, guiderà... Tranquilla, molto carini, c'è una moto qui dietro, capito? La popolazione invecchia e inevitabilmente invecchiano anche i conducenti. Si stima che nel 2045 in Svizzera gli ultra ottantenni saranno più di 1 milione e molti di loro guideranno ancora la propria auto. Come Piero Bottani, ha 92 anni e non ha alcuna intenzione di mollare il volante. Quello che mi dà fastidio è quando io esco qui, che gira la lampadina lì, quelli che stanno qui di casa, quando ti vedono fuori, però si fermano. Invece ci sono in giro degli imbecilli. Oggi io li definisco degli imbecilli. Questi egoisti, tutti, non c'è più uno che guidi come una volta. Adesso fu moglie che lì, e dopo basta. Il signor Bottani, per mantenere la patente, si è appena sottoposto all'esame medico obbligatorio per stabilire l'idoneità alla guida. Questo qui, l'esame altre volte sempre stai, allora tutto bene, sì, capiamo, guida bene, sì. Ecco, buon, il resto sta bene, sì, sto bene, buona volta. Allora vaga tranquillo che la mando via al fondo. Questa qui invece, le nuova, ma fai un vero esame anche, l'ho visto la lista dei pastigli che tu hai già, l'ho visto sapere che tu fai, e dopo dico fai anche 3 bypass. Insomma, tutto un esame approfondito, diciamo, no? E dopo, ecco, allora è tutto a posto. Direzione Viganello. Ci aspetta Manuel Friedrich, un maestro conducente a cui abbiamo chiesto di verificare l'abilità al volante del signor Bottani, che ha la patente dal 1954, cioè da ben 70 anni. Allora, con calma. Vado fuori di là? No, andiamo di là. Ancora giù via Merlina? C'è la freccia giù per terra che ci dice. No. In questa direzione. Io direi che andiamo a sinistra allora. Su, di lì. Sinistra di qua. Qui. Con tanta attenzione e sempre le frecce. Preciso. Attenzione ai pedoni perché non vogliamo ammazzare nessuno oggi. No, ma... Vedremo un giretto abbastanza standardizzato e dopo vediamo un po' delle cose speciali tipo la rotonda doppia, la vista, se vuole. Non è vietato essere gentili. Io lo sono. Adesso lasciamo un po' concentrare il signore perché qui è sempre un po' una roba, non è così facile. Non deve andare Schumacher, ma vada al suo, cioè non più di 120, quello sarebbe bello. Esatto. Però siamo già a 123, per me è troppo. Con l'avanzare dell'età i riflessi sono rallentati e ciò può influire sulla nostra guida. Un istruttore può aiutare a rimodellare lo stile di guida in base ai limiti legati alle problematiche dei guidatori senior. Adesso gasi bene, su,
E stop! Voilà! Questa è una bella frenata d'emergenza. Di qua, vede? di là. Andiamo diritti. Bravissimo! Come sta guidando il signor Bottani? Io sono molto contento perché mi sento abbastanza sicuro e quello è un buonissimo segno. Perché lui sta molto attento. Lei è tranquillo quando va in giro, signor Bottani? Io tranquillissimo, Sì. ma sono preoccupato di chi guida che non sono io perché dico oggi sono tutte un po' sopra le righe. Ecco, adesso facciamo l'ultimo esercizietto, poi siamo a casa, abbiamo quasi finito. Freni, qui davanti. Via Buffi. Via destra. Ecco, piano piano. Lenti. Il fornaio. Però con calma, chi ha la precedenza qua? No, piano, però se no tiro il freno a mano, Qui è precedenza tutta da destra. Sì. Lei le ha fregato la... Ha capito? Anche qui, chi ha la precedenza? Qualche problema con la precedenza da destra, ma il signor Bottani, tutto sommato, guida ancora in modo sicuro. Da uno studio recente emerge che i motivi principali delle infrazioni dei conducenti anziani sono l'inosservanza della precedenza e la disattenzione. Secondo l'Ufficio per la prevenzione infortuni, in Svizzera gli anziani sono coinvolti in incidenti con una frequenza superiore alla media. Negli ultimi 5 anni gli over 65 anni hanno causato più o meno 360 incidenti all'anno e questa corrisponde al 24% di tutti gli incidenti che sono causati da automobilisti e hanno un maggior rischio per chilometro percorso e questa si spiega di una parte con la loro vulnerabilità ma anche perché sanno meno reagire su errori di altrui, per esempio. Ma è importante sapere che in termini assoluti sono i giovani conducenti che causano la maggior parte di danni gravi. Buongiorno, prego, come sta? Peccato lamentarsi. Bene, mi fa piacere. Vira Gambarogno, la dottoressa Valentina Besse, è un medico incaricato di svolgere gli accertamenti per certificare l'idoneità alla guida. Ogni giorno esamina un anziano. Oggi tocca al signor Giacomo, che ha 82 anni, sottoporsi al controllo. Ci sarà l'esame fisico col test della vista e poi per finire un piccolo test della memoria. Nell'ultimo anno quanti chilometri avrà fatto con l'auto, grosso modo? Circa 5-6 mila chilometri. 5-6 mila. Ci sono stati problemi particolari, incidenti in questi ultimi anni? No, non ho avuto nessun Niente. incidente. Benissimo. Dal 1 gennaio 2019 i conducenti a partire dai 75 anni hanno l'obbligo di sottoporsi ogni 2 anni alla visita medica di verifica dell'idoneità alla guida. L'oculista mi ha già detto che sono ancora in grado di guidare per la vista, però se dovesse calare ancora dovrò lasciare Vedremo, e allora dopo la esaminiamo. Che medicamenti sta assumendo in maniera Io prendo regolare? l'aspirina cardio Sì. e un farmaco naturale per il colesterolo. Perfetto. Una visita molto approfondita per verificare la capacità visiva, il senso di orientamento, la capacità di reazione e poi l'assenza di disturbi cerebrali o malattie metaboliche. Insomma, un controllo a 360 gradi per assicurarsi che le esigenze mediche minimali siano rispettate. Allora, l'ossigenazione è molto buona, vediamo la pressione. 140-85, Normalmente è sempre un po' più bassa. A casa adesso non mi è avete agitato voi. Adesso qualche piccolo test di coordinamento, mettiamo le braccia così davanti a noi, i palmi in su, mi chiude gli occhi e rimane in posizione, deve rimanere in questa posizione, facciamo questo movimento il più veloce possibile. Facciamo le rughe in fronte, così, sì. Gonfiamo le guance, le sgonfiamo e poi un sorriso per vedere la simmetria, perfetto. Questi esercizi che ha fatto fare servono a cosa? Per la coordinazione, per depistare eventuali problematiche neurologiche. Ad esempio un paziente con parkinsonismo avrà molta difficoltà a eseguire questi test.
Le dico 3 parole, le deve ripetere dopo di me e le deve tenere a memoria, che dopo gliele richiederò. Casa, pane, gatto. Casa, pane e gatto. L'esame per il signor Giacomo non è ancora finito, c'è ancora il test di memoria e di altre abilità cognitive. Lo scorso anno in Ticino 12.259 senior hanno superato l'esame medico, 1.636 hanno rinunciato spontaneamente alla patente. In media solo il 2% di chi ha più di 75 anni non supera i controlli medici obbligatori e fra loro c'è anche chi non accetta facilmente il verdetto. Devo dire che la maggior parte dei pazienti comprende e lascia la patente. Quando il paziente non accetta lo convoco insieme ai familiari per avere tutti assieme una discussione. Purtroppo ho avuto qualche caso, abbiamo parlato anche con la famiglia, non c'è stato verso e lì purtroppo ho dovuto indirizzarli al medico del traffico che ha tolto, tenuta stante la patente. Non è mai piacevole arrivare fin lì. C'è chi afferma che in alcuni casi il medico di famiglia, mosso magari da compassione verso l'anziano che conosce, certifica l'idoneità alla guida. Allora, per quel che mi riguarda, ogni paziente viene visitato allo stesso modo e penso che è l'ideale fare l'esame guida presso il proprio medico di famiglia perché ci conosce la storia clinica, i farmaci che un paziente assume e soprattutto è ben piazzato per depistare un eventuale iniziale declino cognitivo ed agire di conseguenza ritirando la patente se le premesse per una guida sicura non sono più rispettate. Ma io penso di essere andato bene, perché non ho anche difficoltà a guidare, quindi... Ecco, l'esame è andato molto bene, complimenti. Mettere la patente nel cassetto non è facile, soprattutto per gli anziani, arzilli guidatori al volante da più di mezzo secolo e che vogliono rimanere mobili e indipendenti. Grazie a voi. Mille Grazie. E buona continuazione. Altrettanto. Arrivederci. Non ha mai pensato di lasciare la patente, di consegnare? No, spero solo che me la lasciino. Spero solo che me la lasciino. Com'è andata? Bene, bene. Il mio fa una bella guidata. Ma io cosa vuoi che stia lì a fare le code per prendere il bus? Chi se ne frega? Mia ho l'automobile e basta. Anziani che hanno ancora voglia di guidare e che disdegnano i mezzi pubblici, peccato perché va detto e va sottolineato, funzionano molto bene oggi in Ticino. Buonasera, benvenuto ad Alvaro Franchini. Buonasera a lei e a tutti i radio e telespettatori. Allora, una vita, possiamo dirlo, nella polizia stradale, esperto di sicurezza in generale e oggi titolare di una scuola guida. Allora, abbiamo visto un filmato insieme, abbiamo visto la signora Beatrice, che dice che lei guida tutti i giorni, che fa delle distanze anche lunghe, che va in vacanza. Questo può fare una differenza nel mantenersi atti alla guida? Sì, penso che l'allenamento, come in tutte le cose, se restiamo un po' allenati, riusciamo sicuramente a integrare meglio le nostre competenze, sia, diciamo, comunque fisiche, data anche dall'età, ma soprattutto anche manuali legate proprio al tipo di veicolo, tant'è vero che l'anziano difficilmente cambia macchina, quindi resta un po' affezionato al suo veicolo pensando che sia l'ultimo, però comunque non tocchiamoglielo proprio perché comunque ha dimestichezza con tutto quello che trova a livello, diciamo così, di utilizzo all'interno dell'auto. E quindi una guidatrice tipo Beatrice, come dire, farà meno fatica rispetto a chi fa lo stesso identico percorso magari solo 2 volte alla settimana. Questo, ecco, va detto chiaramente. Insomma, se si vuole continuare è meglio restare allenati. Assolutamente sì. Questo. Allora, Piero invece dice, anche lui in ottima forma, 90enne in grande forma, dice e non c'è più nessuno che guida come una volta. Questa è un'affermazione invece che fa pensare che la percezione del traffico è diventata un po' tanto soggettiva, forse. Il traffico di oggi sicuramente
pretende molto già in termini di guida e di competenze per tutti, già i più giovani fino chiaramente a quelli che hanno qualche anno in più. Se poi andiamo chiaramente nella fascia alta, quindi quella degli anziani o ultra settantenni, è chiaro che queste competenze vengono sicuramente sollecitate, anche perché i tempi di risposta sono nettamente diversi, ce ne accorgiamo, la biologia fa il suo corso, a meno che qualcuno trovi l'elisir di lunga vita, ma penso che comunque i riflessi, la vista, l'udito, la deambulazione, qualche problema fisico va comunque a limitare. Ci si accorge da soli che è arrivato il momento di ridurre o di smettere, o questo è un tasto un po' delicato? Ma questo penso che è forse il tasto più importante di questo aspetto, legato soprattutto al fatto che essere anziano, accorgersi che non sei più come prima, magari non lo dici perché chiaramente hai questo timore di dover poi, tra virgolette, perdere la patente, quindi auguriamoci non in modo diciamo brutale o comunque grave, con un incidente o con la messa in pericolo di altri. Però è chiaro che anche i familiari qui sono in difficoltà tante volte, perché la frase l'abbiamo sentita nella signora: tot anni, mai avuto un incidente, quindi cosa vieni qua a dirmi che non so guidare, non ho mai avuto incidente? Sarà il caso, sarà la fortuna, sarà la capacità anche magari la prudenza, ma per l'amor del cielo. Però è chiaro che dobbiamo prendere veramente caso per caso, e qui i familiari tante volte, mi ricordo anche quando lavoravo, in qualche caso hanno chiamato perché impotenti davanti al fatto proprio dell'anziano, quasi che si arrabbiava, che diventava veramente anche, non dico aggressivo, però comunque inveiva verso i familiari. Lo vedremo in un secondo contributo, il rapporto delicato su questo punto. Lei ci ha portato anche una brochure, no? Che si può, ecco, una sorta di test che si può fare. Mi è capitato già diverse volte, come consulenza mi chiamano degli amici o degli ex allievi, eccetera, o comunque anche colleghi che hanno i genitori che sono in età, e mi dicono: Oscar, come facciamo qua a capire se, perché c'è la visita medica, per carità c'è, però è pur vero che, e questo è un test di autovalutazione che era stato elaborato già dall'ufficio prevenzione incidenti, quindi molto anonimo, quindi lo deve fare l'anziano da solo, e ci sono tutte quelle domande sotto i vari aspetti che vanno poi a fare un quadro completo. Ho paura a guidare la notte con il buio, tutte queste situazioni vengono un po' così questionate, e l'anziano, se deve essere sincero, si rende conto a che punto sta. Sì, chiaramente deve essere, è un'autovalutazione proprio, già il titolo stesso di questa brochure. Allora, lei ha menzionato la visita medica, l'abbiamo vista nel filmato. Ecco, c'è il rischio che qualche medico sia un po', tra virgolette, compiacente, nel senso che vuole, come dire, tener conto del fatto che chiaramente togliere la patente è una cosa, come diceva lei, anche drammatica da un certo punto di vista, ma così facendo, come dire, si sottrae un po' alle sue responsabilità. Ecco, lei nella sua esperienza ha potuto osservare qualcosa di simile? Sì, sicuramente penso che l'aspetto importante anche qui è quello dell'onestà del medico. Sappiamo benissimo che le nuove disposizioni legali in tema di visita medica obbligatoria hanno un po' messo dei paletti chiaramente anche al medico di famiglia, che diventa poi magari un amico, perché da anni andiamo dallo stesso medico, perché si instaura un rapporto, tra virgolette, molto, diciamo, intimo quasi su certe cose, e quindi non dico che l'anziano forza la mano, però sai, devo fare solo questo piccolo spostamento, non è poi così male, dai, ancora un paio d'anni, cerchiamo quindi di patteggiare un po', però secondo me è un po' rischioso. Qui probabilmente chi vive vicino all'anziano, chiaramente che ha già dimostrato delle incompetenze nella guida, probabilmente farebbe meglio a intervenire e a cercare di andare ad un livello superiore, o quantomeno parlare col medico in modo chiaro, ma tocca a lui già essere chiaro e trasparente. Allora, Alvaro Franchini ha già anticipato un po' il tema del nostro secondo filmato breve di questa sera, che è appunto quando ci si avvicina a una certa problematica, che fare? Continuare, ma come? Smettere, ma come? Vediamo il secondo contributo di Katia Ranzanici e Andrea Campiotti. Voi farete sempre tutto alla velocità che vi sentite, cioè questo deve essere assolutamente chiaro. Voi provate 30 all'ora, freno, voglio farla 30 all'ora, la faccio 30 all'ora. Perché una frenata efficace, 30, 40 o 50 non cambia, a me interessa
arrivare decisi sul freno, quindi non devo avere dubbi. Picchio giù. Capisco benissimo che non è per nulla facile mettersi in discussione su un argomento che è molto attuale oggi, la circolazione stradale. Abbiamo decine di regole che sono cambiate, quindi il fatto di... Rivera, al centro del Touring Club svizzero si svolgono i corsi di perfezionamento alla guida per le persone della terza e della quarta età, corsi tenuti da istruttori qualificati. I partecipanti hanno tra i 70 e i 90 anni e nessuna intenzione di smettere di guidare. Mi sforzo di viaggiare di notte, specialmente anche quando piove, perché adesso che sono da solo devo portare in giro gente e ci sono tutte queste signore che vogliono andare a ballare e allora non hanno la patente o hanno paura, allora faccio un po' il taxi, ecco. E mi manca proprio la pratica, quasi non guidavo più, adesso vorrei proprio di nuovo cominciare e anche imparare un po' le rotonde. Guido tutti i giorni praticamente, poi perché da mano se non c'è l'auto non c'è più niente. C'è il bus ma bisogna andare giù, bisogna andare su, insomma, non è così facile. Sapete dire quant'è la differenza tra un giovane, un ragazzo di 20 anni e una persona di 60? La differenza proprio di riflessi, sapete dirmi quant'è? Il doppio, il doppio. Anch'io ci sono rimasto pensando, cavolo, il doppio è tanto. L'obbligo di aggiornarsi sulle norme della circolazione non esiste, eppure questi corsi teorici e pratici migliorerebbero la sicurezza alla guida e la prontezza dei riflessi degli anziani. Quindi, frenata totale, pista scivolosa, voi entrate, vi fermate. Durante la frenata voi sentirete un rumoraccio. Questo rumoraccio non è che la macchina si sta spaccando, ma è l'ABS che funziona. Però voglio farvi vedere il perché è stato inventato l'ABS. Mi fai totale sulla pista scivolosa una frenata con l'ABS. Macchina normalissima. Vai, vai. Picchia giù una bella frenata totale e le ruote, vedete, non si fermano mai, 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 mai. Quindi adesso farà la stessa cosa, totale senza ABS e alla stessa velocità dove prima si era fermato lì, dove arriva adesso? Ed è entrato a 35 all'ora. Bene, ora tocca a voi. Non mollare mai il freno finché la macchina non è ferma. Perfetto. Se molti senior sono ancora in grado di guidare senza problemi, altri invece mostrano segnali che li rendono pericolosi alla guida, per sé e per gli altri. Al centro diurno di Generazione Più incontriamo la signora Danielle, 88 anni ben portati. Da un anno non ha più la patente, le è stata ritirata per ragioni mediche e non l'ha presa per niente bene. Per andare in città ho sempre usato i mezzi pubblici. La patente ne approfittavo perché per andare, che so, a fare un po' di spesa Ikea. Purtroppo un mio figlio, medico, me l'ha fatta togliere d'ufficio e io ho preso la cosa molto male. Ma ha avuto incidenti? Incidenti no, una volta ho toccato con una ruota un bordo così perché ero un po' stanchina, infatti ho ripreso la guida, sono andata al primo posto di ristoro, prendermi un caffè, riposare un momento e sono ripartita. Le manca? Eh sì, è una sicurezza oltretutto, anche per la spesa. Sì. Di solito andavo a fare la spesa sempre allo stesso supermercato a Porlezza e andavo con la macchina tranquilla, dichiaravo se avevo una bottiglia di Marsala, me la dichiaravo, o un prosecchino. E adesso cosa ne fa dell'auto? Pago qualcuno per guidarla. Generazione Più è un'associazione che si occupa degli anziani che vogliono rimanere attivi e partecipi della vita sociale. Qui al centro diurno vengono i senior che ancora vivono a domicilio. La maggior parte di loro ha dovuto riconsegnare la patente. Paola De Marchi, collaboratrice dell'associazione, conosce bene il problema. Anche a mio suocero è successo questo problema e per lui è stato un po' più difficile perché è una persona che era molto attiva e trovarsi
di fronte a questa scelta non è stato facile. Mi faceva da autista ai miei bambini e il suo compito dopo la pensione era occuparsi di questo ruolo e mi sentivo cattiva nei suoi confronti, dover scegliere insieme a suo figlio, la sua figlia, sua moglie, che questo non era più il suo ruolo. Così la famiglia ha dovuto mettere sulla bilancia la sua autonomia e il pericolo sia per lui che per gli utenti della strada. Speravo in un aiuto più concreto da parte dei medici e delle persone che fanno questi servizi di per l'idoneità idoneità per la guida. E in quel caso non... No, perché loro lo ritenevano ancora idoneo, perché faceva i classici tragitti, per loro andava tutto bene, ma se lo vedevano in realtà in altri tragitti non era così idoneo. Con l'avanzare dell'età, alcune funzioni fisiche, come la flessibilità dei movimenti, creano difficoltà durante la guida. Rendersi conto ed accettare di non essere più reattivi come un tempo, per molti senior è difficile. Ecco, buongiorno signora. Buongiorno. Molto lieto. Come sta? Periodo un po' complesso, ma mamma adesso è in una fase comunque 80 anni, quindi io sono un po' preoccupata quando lei usa l'auto. La mia paura però è che si perda magari in giro con l'auto. Non so bene come affrontare questo discorso con la mamma, perché non è facile. Simone Cotti è uno psicologo del traffico. Sa bene che per molti anziani l'abbandono della patente è un'opzione non praticabile a causa della perdita di libertà che ne deriva. Effettivamente è un argomento delicato da trattare con le persone, perché il primo pensiero è di voler tarpare le ali e togliere la libertà, esatto, giusto? Sì. Quindi, è proprio questo quello che mi ha detto lei. Sotto questo aspetto è molto importante l'accompagnamento, un accompagnamento graduale. All'IQ Center di Lugano si organizzano corsi per sensibilizzare ai potenziali pericoli alla guida e incontri per aiutare gli utenti senior e i loro familiari al deposito della licenza di condurre, un passaggio progressivo supportato da professionisti. Inizialmente è un ascolto e quindi una presa di coscienza della situazione e poi una preparazione a quelle che può essere una nuova mobilità e una scelta, che comunque deve essere sempre una scelta e non un obbligo, perché altrimenti c'è un problema legato al giudizio e veramente alla perdita di libertà. Ecco, appunto, proprio la perdita della libertà è un tasto dolente. Come si riesce a convincere il senior, l'anziano, ad abbandonare gradualmente la licenza di condurre? Io penso personalmente che la cosa migliore sia, come ho detto prima, l'accompagnamento, il sostegno, l'apertura, il cominciare a prendere per esempio insieme dei mezzi pubblici, a vedere quali sono le alternative possibili, a fare con lui o con lei alcune cose e pian piano a far capire che si chiude forse una porta, ma se ne aprono molte altre verso un aspetto magari anche di miglioramento di qualità di vita, con una vita anche più lenta, ma più a un ritmo umano, diciamo così, e non di corsa. Adesso non ti ascolto. Arno Frigerio ha 87 anni e per ora non ha intenzione di abbandonare la licenza di condurre. Dopo aver seguito il corso di guida per la quarta età, ha deciso di fare una lezione pratica con un maestro conducente che lo aiuterà a perfezionare il suo modo di guidare. Ecco, in città un piccolo consiglio tecnico: si dovrebbe sempre avere la macchina sulla parte sinistra della corsia e lasciare il corridoio a destra per la mobilità lenta. Così ecco, sappiamo sempre che abbiamo un solo lato da controllare. Ecco, bene. Se lui supera a sinistra commette un'infrazione, mentre se io gli lascio il corridoio a destra, diciamo la mobilità dolce o mobilità lenta è favorita, perché tanto è molto veloce, è più veloce di noi, non c'è nulla da fare, il veicolo a due ruote in città andiamo dritti, supera abbondantemente il veicolo. Si sente ancora sicuro a guidare oggi nel traffico? Sì, il traffico è aumentato, ma quello per tutti. E dopo bisogna fare attenzione a una cosa, tenere molto più distanza di prima e non correre più rischi. A 20 anni è più facile correre rischi, a questa età non bisogna più. Nei prossimi anni un numero sempre maggiore di anziani guiderà la propria auto. Lo vorrà fare in sicurezza come il signor Frigerio, grazie ai corsi pratici e teorici di guida.
E grazie anche alle nuove tecnologie troveremo strade e auto intelligenti, sicuramente più di tanti automobilisti. Cosa fa questo? Nidvaldo ha sbagliato strada, un po' come quando noi andiamo a Nidvaldo, mai pace, amen. E il Tom Tom mi avrà detto di investire la direzione di marcia e lui ha girato la marcia. Per fortuna l'ha fatto qui, la mia fa in autostrada però.